Amici del canale di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa 16ª giornata di campionato, ovvero la quinta di ritorno per la formazione di Volley Veneto, che questa sera affronta il GS Olimpo. Questa partita 16ª di campionato vede la formazione di Adriano Fin prima in classifica a 45 punti, seguita da Bassano a 38. Venezia 32, Cornuda 28, quinto posto per Volley, sesto per Piove a 25, settima Olimpio 24 punti, ottava Astra, poi a seguire tutte le altre squadre. Volley Veneto Benacus con il roster solito, con il numero 1 Luca Albertini, con il numero 2 Mottera Nicolò, con il numero 4 Filippo Garrò, con il numero 5 Marco Bellinazzi, con il numero 6 Leonardo Spada, con il numero 7 Davide De Giorgio, con il numero 8 Edoardo Soprali, con il numero 9 Cristian De Agostini, con il numero 11 Michele Viola, con il numero 12 Tommaso Mazzola, con il numero 13 Tommaso Imbrigo, con il numero 14 Rocco Sascia, con il numero 16 Davide Gatti, naturalmente Adriano Fina in panchina. Risponde la formazione ospite GS Olimpo con il numero 1 Floriana Francesco, con il numero 3 Brocca Giacomo, con il numero 4 Garbisi Giovanni, con il numero 6 Alvise Callore, con il numero 7 Damasio Riccardo, con il numero 9 Manni Nicolò, con il numero 10 Mantesso Davide, con il numero 11 Cadreva Sebastiano, con il numero 14 Cappelletto Simone, con il numero 19 Marchetto Bosè, chiudere Tallinn Marco, il numero 23, allenatore Andrea Mozzato. Non abbiamo ancora gli starting six delle due formazioni, anche se pensiamo che per Volley Veneto Benacus non ci siano grosse novità, quindi con la coppia Filippo Garrò De Giorgio in diagonale, con i due centrali Tommaso Elbrigo e il capitano Cristian De Agostini, mentre le bocche di fuoco Sasha Tarocco e Tommaso Mazzola libero Michele Viola. Stiamo guardando comunque che le due formazioni non sono ancora entrate in campo, mentre per la formazione di GS Olimpo vediamo con il numero 1 Florian Francesco, con il numero 10 Mantesso Davide, con il numero 14 Cappelletto Simone, con il numero 11 Candreva Sebastiano, con il numero 23 il libero Tallinn Marco, con il numero 4 Garbisi Giovanni e con il vediamo chi sarà il sesto giocatore, con il numero 3 Rocca Giacomo. Ecco che le due formazioni scendono in campo. Infatti per Volley Veneto, come avevo detto, non ci sono differenza dalle ultime partite, quindi la formazione titolare con i giocatori che finora hanno conquistato 15 vittorie consecutive in questo campionato. Ricordiamo che nel corso di questa stagione Volley Veneto Benacus ha portato a casa anche la Coppa Veneto. Siamo pronti per cominciare, l'arbitro si siede, si sta portando sulla propria seggiola. Al momento per la formazione di GS Olimpo abbiamo nei 3 metri il numero 1 Floriana Francesco, con il numero 10 Mantesso Davide e con il numero 11 Candreva Sebastiano. Al servizio il giocatore numero 3 Giacomo Brocca. Ecco che inizia la partita, buona ricezione di Michele Viola, Garrola a Sasha Tarocco, murato, ma la palla ancora nel campo di Volley Veneto, ancora in campo Sasha Tarocco che mette giù il pallone dell'1-0 con un bel diagonale. Il primo muro era stato efficace dalla parte dei giocatori della GS Olimpo, il secondo attacco sempre da posto 4 di Sasha Tarocco in diagonale, i giocatori di Olimpo non sono riusciti a trattenerlo. Cambio palla, al servizio il centrale Tommaso Elbrigo per la formazione di Volley Veneto Benacus. Brigo al servizio, buona la ricezione di GS Olimpo che attacca dal posto 4. Passa il giocatore numero 1 Francesco Florian con un bel attacco e porta in perfetto equilibrio le due formazioni. Al servizio il giocatore numero 10 Davide Mantesso. Mazzola riceve Garrò per De Giorgio, la palla 2-1 per la GS Olimpo. Grande muro su De Giorgio che aveva attaccato dal posto 2.
Olimpo si porta sui 2 punti. Al servizio il giocatore numero 10 Mantesso Davide, quando Olimpo è avanti di 2 punti a 1 nel corso del primo set. Battuta sulla rete, 2 pari. Al servizio andrà Davide De Giorgio. L'opposto di volley Veneto. Butta fuori il pallone, 3-2 per GS Olimpo. Errore al servizio anche dalla parte di volley Veneto. Al servizio il numero 11, il centrale Sebastiano Candreva. Cristian De Agostini porta in equilibrio subito le 2 squadre. Un bel attacco, un bel primo tempo dal centro del campo, nel posto 3. Al servizio Sciascia Tarocco, lo schiacciatore veronese che tante volte ci ha abituato con battute molto potenti. Questa volta la palla cade di un mezzo metro fuori dal campo. 4-3 ancora per GS Volley, per GS Olimpo, scusate. Al servizio va il giocatore con il numero 1 Francesco Florian. La palla nel campo di volley Veneto. Fribo nel campo di GS Olimpo. 4 pari, errore tra il palleggiatore e il centrale. Non sono riusciti a capirsi. Il centrale purtroppo è scavalcato, purtroppo per lui è stato scavalcato dal pallone. Ancora perfetto equilibrio in questo primo set. Cristian De Agostini al servizio, il capitano della squadra di volley Veneto Veneto. Buona la ricezione, la palla nel campo di GS Olimpo. L'arbitro chiama il pallone dentro, alcuni giocatori di Olimpo l'avevano chiamato fuori, sinceramente da qua non sono riuscito a vedere, forse voi dalle immagini da casa siete riusciti a vedere meglio di me. 5-4 per la squadra di casa, ancora con Capitan Cristian De Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ancora in float, buona la ricezione, possibilità di attacco del giocatore numero 1 Florian, che però cercava il lungolinea, sbagliando di parecchio la mira del campo. Ancora De Agostini al servizio. Non riesce a trovare il bugger giusto. 4-7. Vediamo se mister Mozzato chiamerà time out. Al momento no. Volley Veneto cerca subito di premere il piede sull'acceleratore. Ancora De Agostini, ancora in float, buona questa volta la ricezione del Frimone, campo di GS Olimpo. Pallonetto, De Giorgio, Verrò, la palla ancora nel campo di Olimpo. Questa volta l'attacco in pipe è efficace. Aveva cercato di fare un pipe con pallonetto Sciascia Tarocco, non riuscendosi, regalando il pallone a GS Olimpo, che porta a -2 il punteggio e permette al giocatore numero 14, il centrale Simone Cappelletti, no scusate, il giocatore numero 14 non è il centrale, di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. La palla ancora palla fuori, il pallone toccato da GS Olimpo, va a toccare la seggiolina dell'arbitro, quindi 8-5. Il palleggiatore Garrò a servizio. Buona la ricezione, possibilità di attacco. Bell'attacco del giocatore numero 10, Mantesso da posto 4, bel diagonale, 8-6, ma ancora attaccata a GS Olimpo. Non vuole assolutamente perdere il treno.
Fuori dal campo il giocatore numero 4 Giovanni Garbisi, il centrale. La formazione di GS Olimpo in flot, Mazzola, ma la palla nel campo di GS Olimpo. Mazzola non ha un'ottima ricezione e subito ne approfitta la formazione di Olimpo con l'attacco da posto 4 su una palla vagante. 8-7, meno 1 per GS Olimpo, che ha recuperato il gap dei 3 punti grazie a questo servizio molto interessante di Giovanni Garbisi. Questa volta il suo pallone cade nella rete e va a cadere nel proprio campo, concedendo a Volley Veneto ancora il momentaneo +2 e consentendo a Tommaso Mazzola, il schiacciatore con il numero 12 di Volley Veneto, di andare fuori dal campo per il suo servizio. Palla fuori di un non nulla. Aveva cercato l'angolo lungo alla sua destra, alla sua sinistra, Tommaso Mazzola, non riuscendo a trovarlo. 9-8, al servizio del giocatore numero 3, Giacomo Brocca. Mazzola, Garrò, De Giorgio, molto potente, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, Garrò. La palla è fuori, l'attacco di De Giorgio senza muro, era molto semplice. 9 pari, GS Olimpo pareggia il conto. Partita molto bella finora. Mazzola, De Giorgio, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, dopo il giro subito da De Giorgio, si pensa Sagia Tarocco, da posto 4 con un bel lungolinea che spiazza la difesa avversaria e porta Volley Veneto sul +1 e concede al giocatore numero 13, il centrale Tommaso Elbrigo, di andare fuori dal campo per il suo servizio, per la sua rimessa in gioco. Buona la ricezione. Primo tempo, Garrò, Mazzola, De Giorgio. Vediamo se riescono a recuperare. Ancora la palla nel campo di Volley Veneto. Mazzola, ancora De Giorgio. 10 pari. Al servizio il numero 10, lo schiacciatore Mantesso Davide. Michele Viola. La palla nel campo di Olimpo. Free ball ancora nel campo di Olimpo. Ancora la palla nel campo di Olimpo. Questa volta Volley Veneto non tiene il pallone e Olimpo si porta avanti di 1 meritatamente al momento. Forza ragazzi di Volley Veneto. L'avevamo detto in settimana, avevamo fatto un'analisi di questa formazione, una formazione molto forte che non molla mai. Cristian Agostini, 10-11 pari. Dicevamo che in settimana avevamo fatto un'analisi della formazione del GS Olimpo, una formazione che per 5 match ha portato gli avversari sul 3-2 per dire che la nostra formazione trevigiana è una di quelle che difficilmente molla la partita. Ancora Murato, Davide De Giorgio, 12-11, ancora GS Olimpo avanti di 1. Al servizio il centrale, il giocatore numero 11
Seba che butta però il pallone sulla rete e permette alla formazione di Volley Veneto di andare ancora in equilibrio. Al servizio Sasha Tarocco. Primo set. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che siamo nel corso del primo set. Pallone fuori di Tarocco sulla rete. 12-13. Servizio il numero 3 Brocca Giacomo, scusate, il numero 1 ed è Ace 14-12, Ace di Florian Francesco, una battuta potente su Tommaso Mazzola, time out chiesto da Adriano Pinto. Trenta secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni. Su 12-14. Più 2 per DS Olimpo. Questa volta il pallone di Florian cade sulla rete. 13-14. Vediamo se mister Adriano Fine è riuscito a catechizzare e dare un po' di spinta ai propri ragazzi che sono partiti molto sorpresi dalla grinta e dalla bravura di Olimpo, scesa questa sera a Verona per fare la loro bella figura e lo stanno dimostrando sul campo. Free ball nel campo di Volley Veneto. Tarocco, Garrò, Mazzola e sbaglia Mazzola il pallone del 13-15. Anche qui un pallone facile. Dall'altra parte del campo, come era successo da Giorgio, il pallone abbondantemente fuori, 13-15. Al servizio ancora GS Olimpo. Pallone fuori, 14-15. Al servizio Filippo Garrò. Al momento una partita che è equilibrata e comunque Olimpo sta onorando nel miglior modo possibile. (14, 16, 14). Ancora difficoltà da parte di Volley Veneto in difesa. Ancora meno uno per Volley Veneto Benefis. Questo combattutissimo primo set. Buona la ricezione di Olimpo che attacca da posto 2. Questa volta il muro è efficace. Sui piedi del giocatore numero 10 Mantesso, che aveva attaccato da posto 4. Il pallone del muro va a incrociare proprio i suoi piedi, poi cade per terra. 16 pari, ancora Mazzola al servizio. Buona ancora la ricezione di Olimpo, primo tempo. Primo nel campo di Volley Veneto, grande difesa di Olimpo. (17-16).
stata qualche piccola contestazione dei giocatori di Volley Veneto che chiedevano all'arbitro un tocco a muro, sinceramente noi non possiamo vedere. Al servizio GS Olimpo. Mazzola, Garrò, De Giorgio, al servizio il centrale Tommaso Albrigo. Montessa Davide che porta a +1 la formazione ospite, 17-18. È proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Palla che non passa la rete. Cambio nella fila di Volley Veneto nel momento del servizio di Davide De Giorgio, entra Bellinazzi con il numero 5, il giocatore Marco Bellinazzi, secondo palleggiatore di Volley Veneto Benacus. Muro di Sasha Tarocco, 19-18, rimette la testa avanti la formazione di Volley Veneto. Time out chiesto dalla panchina, questa volta di GS Olimpo. Mister Mozzato richiama a sé i propri ragazzi. 30 secondi di pausa. Nel frattempo io vi dico le altre partite che si stanno giocando in questo momento negli altri campi nel Serie C Girone B Veneto di questa giornata, questa 16ª giornata di campionato. A volley contro Monselice, Piove contro Bassano, Astra contro Venezia, Cornuda contro Anodi Castellugena, Sefamo contro Chiene e naturalmente Volley Veneto Benacus contro GS Olimpo. Siamo nel corso del primo set, il punteggio è 19-18 per i padroni di casa, dove la formazione di Olimpo è stata avanti anche di 3 punti, se non erro 2 o 3 punti. Una partita molto combattuta da una parte e dall'altra, rientrano in campo le due formazioni. Ancora Marco Bellinazzi fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Il secondo palleggiatore di Volley Veneto fa un ace con una bella palla tagliata, disattento il giocatore numero 10 Montessa Davide, che non si aspettava questo pallone così tagliato proprio nella sua parte. 20-18, Bellinazzi ancora fuori dai 9 metri. Ecco Marco Bellinazzi che farà il suo pallone esce dal campo. 20-19. Naturalmente Marco Bellinazzi cambia e rientra l'opposto Davide De Giorgio. Al servizio GS Olimpo. Fuori del giocatore numero 11 Andrea Sebastiano. Il centrale aveva cercato l'angolo lungo, si arrabbia con se stesso dopo aver visto che il pallone è uscito fuori dal campo. Sasha Tarocco al servizio. Tarocco, ecco qua. Ace di Tarocco, si muove in ritardo il libero Marco Calippo e la palla cade proprio davanti ai suoi piedi. Time out chiesto dalla panchina di GS Olimpo. 22-19.
Ancora Sasha Tarocco al servizio. Ancora di Tarocco, 23 a 19. Secondo ace consecutivo dello schiacciatore di Volley Veneto. E in questo finale di set sembra averne un pochino di più di GS Olimpo, che finora comunque sta dimostrando sul campo di essere un'ottima formazione. Sembra però un attimo scomposto in questi ultimi 2 punti. Attacco del giocatore numero 14, Cappelletto Simone, da posto 4, un bel diagonale, 23 a 20. E il giocatore numero 1, Francesco Florian, si porta fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio, con la sua squadra che deve recuperare 3 punti in questo primo set. Tarocco, Garro, Massola, la palla ancora nel campo di Volley Veneto. Ancora Massola che cerca le mani fuori sulle braccia di Giacomo Brocca. 24 a 20, 4 set ball per la formazione di casa. Cristian De Agostini al servizio. Errore del giocatore numero 4, Giovanni Garbisi. Il centrale aveva cercato l'attacco in posto 3 il primo tempo, non l'ha trovato. Finisce il primo set 25 a 20, 33 minuti di pausa.
Ecco, le due formazioni sono rientrate in campo. Ricordiamo il primo set vinto da Volley Veneto Benecus con il parziale di 25-20. Al servizio Tommaso Mazzola. Si può ricominciare a giocare. Mazzola al servizio. Buona la ricezione di GS Olimpo. L'attacco del giocatore numero 10 in posto 4, Mantesso Davide, che va a incrociare le mani esterne dello posto veronese Davide De Giorgio e porta il punteggio sul 1-0 per Olimpo. Flot, buona ricezione di Mazzola, Garrò per De Giorgio, la palla ancora nel campo di Olimpo che ha la possibilità di attaccare, la palla ancora nel campo di Olimpo. Aveva cercato di toccare il pallone in bagger Michele Viola, ma la potenza di attacco da posto 4 in diagonale è stata talmente forte che il pallone è andato a incrociare la rete e nessuno è potuto intervenire. 2-0. Ancora il servizio al giocatore numero 3 Giacomo Brocca. Mazzola, la palla nel campo di Volley Veneto, un po' di confusione. De Giorgio non forza. Muro 2. Tarocco, grande attacco da posto 4. Mette in difficoltà la difesa avversaria. Il giocatore numero 3 Brocca non riesce ad intervenire col bagger dopo che il muro aveva un pochino smorzato il pallone. E fuori dal campo va il centrale Tommaso Albrigo, giocatore con la maglia numero 13 di Volley Veneto Benecus. Nei 6 metri abbiamo Mazzola e Garrò, nei 3 metri Sasha Tarocco, De Giorgio e Cristian D'Agostini, ma la palla cade sulla rete. 3-1 per la squadra avversaria. Tommaso Albrigo esce dal campo, rientra Michele Viola. Mentre al servizio va il giocatore numero 10 Mantesso Davide. Mazzola, Garrò, De Agostini, Murato, De Agostini, 4-1. Parte alla grandissima GS Olimpo. Ancora Mantesso al servizio, 4-1. Michele Viola, Garrò, Tarocco che cerca il pallonetto, ingannando gli avversari, non se li aspettavano, o forse un pochino distratti i difensori. Dopo la prima linea il giocatore numero 3 Brocca e il numero 10 Mantesso non si sono visti scavalcare dal pallonetto di Sasha Tarocco. 4-2. In difficoltà la ricezione. 4-3. In difficoltà la ricezione di GS Olimpo. Il successivo attacco di Florian era scontato. Muro a 2 che permette a Volley Veneto di mettersi sul +1. Ancora Davide De Giorgio fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ancora in flot. Questa volta l'attacco del centrale, il giocatore numero 19 Mosè Marchetto, che è entrato in campo al posto di Giovanni Garbisi. La palla del nuovo entrato Marchetto va sulla rete, il giocatore lascia il posto nella rotazione del libero a Marco Talin. 4-5. Sasha Tarocco al servizio. Buona la ricezione. Attacco ancora centrale. 4-6.
De Giorgio aveva cercato di scansarsi, non ci è riuscito. Il pallone ha incrociato sul suo petto ed è uscito dal campo 4-6, altrimenti la palla sarebbe stata destinata al parquet esterno. Frimone nel campo di GS Olimpo. Time out chiesto per Adriano Fin. Ritorna in campo le due formazioni dopo che Adriano Fina ha chiesto il time-out discrezionale. Mazzola mette giù la palla del 5-7 alla posto 4 dopo una buona ricezione di Sasha Tarocco, che ha dato un'ottima intuizione per le mani di Filippo Garrò, che permette alla formazione veronese di portarsi sul -2. Al servizio Cristian De Agostini, 5-7, 25-23 il primo set. Buon muro del numero 13 Tommaso Albrigo su un pallone sinceramente abbastanza scontato dalla parte di GS Olimpo. Ancora De Agostini al servizio, 6-7. Questa volta l'ottima ricezione. 7 pari, ancora un pallone che sembrava facile, invece era il bagger è andato a finire nel campo veronese. Tommaso Albrigo sistema tutto, 7 pari. Neutralizzati i 3 punti di gap accumulati da Volley Veneto. Ancora Flot, ancora difficoltà nella ricezione, vediamo la palla nel campo di Volley Veneto, la palla nel campo di GS Olimpo che ha la possibilità di attaccare. Bella diagonale di De Giorgio. Mazzola cerca il muro alto del giocatore numero 3 Brocca, 8-7 per la formazione di casa. Mazzola da posto 4 ha cercato e mirato le mani del giocatore numero 3 Giacomo Brocca, consentendo alla formazione di casa di passare avanti di un punto. Ancora Cristian De Agostini, che in questa rotazione di Flot ha messo un pochino in difficoltà la ricezione avversaria, e ancora adesso il libero Kalin non riesce a prendere le misure di questo Flot e permette alla formazione di casa di andare sul +2. Subito mister Mozzato chiama time out, quinto servizio consecutivo del capitano De Agostini e quinto ricezione difficoltosa da parte di GS Olimpo, che ha permesso di andare da -3 a +2 la formazione di Adriano Fini. Vediamo se Mozzato prenderà le dovute precauzioni per riuscire ad arginare questo servizio. Ecco che l'arbitro fischia l'entrata in campo dopo i 30 secondi canonici. Ancora De Agostini fuori dai 9 metri. Vediamo se mirerà ancora il libero Tallinn o Tallinn. Ancora in Flot, stavolta la palla cade sulla rete, 9-8. Al servizio il giocatore numero 14, Cappelletto Simone.
Tarocco, Garrò. Attacco delle zone centrali del campo, 9-9. Ancora Cappelletto al servizio. Mazzola, Garrò. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Ancora Mazzola, 10-9. Primo attacco neutralizzato, il secondo è riuscito a passare in mezzo alle mani del muro. 10-9. Filippo Garrò al servizio. Garrò su Tommaso Albrigo, aveva intercettato l'attacco in pallonetto della formazione avversaria, aveva servito sul numero 10 Mantesso, che non aveva avuto un'ottima ricezione, il giocatore di GS Olimpo, che permette alla formazione di Volley Veneto di andare sul +2. Su Montesso da parte di Gary Garrò Filippo. 12-9. Secondo servizio su di lui, Montesso fa un po' di difficoltà a ricevere questo float di Filippo Garrò. Ancora su Montesso, ancora difficoltà nella ricezione. Attacco di De Giorgio, potente, 13-9. Vediamo se mister Bozzato correrà ai ripari o se manterrà la formazione che c'è in campo, vista la difficoltà di Montesso nella ricezione di questo float. Ed è un ace. Ancora su Montesso, ormai Garrò ha mirato Montesso, infatti subito corre ai ripari mister Bozzato. Vediamo se sostituirà il giocatore numero 10. Esatto, lo sostituisce con il giocatore numero 6 Calore Alvise, che va a prendere il suo posto in zona 5. Ancora Garrò al servizio, 14-9. Questa volta la ricezione migliore. Il muro non passa, grazie al muro a duelli De Giorgio e di Tommaso Albrigo. 15-9. Time out chiesto dalla panchina del GS Olimpo, che vede allontanare la possibilità di pareggiare i conti con Volley Veneto Benacus. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni dopo i 30 secondi chiesti dalla panchina di GS Olimpo. Ancora il servizio Filippo Garrò, ricordiamo nel punto precedente sostituzione. Punto per GS Olimpo, dicevamo nel punto precedente sostituzione di Mantesso con il numero 6 Calore. La formazione è riuscita di GS Olimpo, è riuscita a rompere l'egemonia di questo servizio di Filippo Garrò.
al servizio del giocatore numero 11 Sebastiano Candreva. La palla nel campo di Olimpo. Muro ancora di Embrigo e De Giorgio, 16-10. Credo che sia il terzo o il quarto muro di questa coppia di giocatori in questo finale di questo metà secondo set, sia in posto 2 che in posto 4. Tommaso Mazzola al servizio. Free ball nel campo di Olimpo. Questa volta l'errore del 6 Calore Albise è abbastanza palese. 17-10. Ancora Mazzola al servizio. Pallone è uscito. Secondo errore consecutivo da posto 4 di Albise. Di Calore Albise. 18-10. Sembra aver preso il largo in questo secondo set Volley Veneto Benacus. Ancora Mazzola. Ed è ace. 19-10. Entrano Edoardo Soprali, credo, e entreranno Leonardo Squara ed Edoardo Soprali al posto di De Giorgio. E vediamo chi sarà. E Sasha Tarocco. 19-10. Cambiano l'opposto e schiacciatore mister Adriano Fini. Tommaso Mazzola al servizio. Palla dentro, 19-11. Al servizio del giocatore numero 3 Giacomo Brocca. Soprali, Mazzola e Viola in difesa. Mazzola, Garrò e Soprali che porta 20 contro gli 11. Attacco da posto 4. Tommaso Albrigo fuori dai 9 metri per il suo servizio. E 11. Aveva cercato di mettere le mani nel muro 1 Tommaso Albrigo, scusate, Edoardo Soprali, non ci è riuscito. 20-12. Sostituzione per Cristian De Agostini con Davide Gatti, terzo giocatore sostituito in questo secondo set da mister Adriano Fina. Soprali, Mazzola e Viola in difesa. Al servizio del giocatore numero 6 Albise Calore. La palla nel campo di... Vediamo, viene dato il punto, non è passato dalla rete. Non è passata dalla rete, dice l'arbitro, il punto. 21-12. Quindi quarto tocco. 21-12. Doppio muro. Vediamo, passeranno da posto 4. E questa volta il giocatore numero 1 Florian Francesco butta le ortiche, una possibilità di attacco. 22-12. Ancora Leonardo Squara fuori dai 9 metri.
Peccato, il muro di Gatti va a incrociare l'asticella laterale. 22-13. Comunque buon muro di Davide Gatti, la palla però ha roteato sulla parte superiore della rete andando a toccare l'antennina laterale alla destra del giocatore. Mazzola, Garro, squadra Leonardo, buona la ricezione avversaria, che ha possibilità di attaccare Michele Viola. Garro, ancora, la palla ancora nel campo di Gesoli. Ancora Gatti che ci mette la mano con Edoardo Soprali, ma la palla era potentissima. 22-14. 23-13 segna il tabellone. Sto guardando se ci sono dei cambiamenti. La palla del giocatore numero 19 Marchetto Mosè va sulla rete. 20, vediamo quanto è il risultato. 23-14. Non riesco a capire come il tabellone. La palla ancora nel campo di Gesso Olimpo. Grande difesa di Volley Veneto, grande attacco di squadra Leonardo. 24-14. Ancora Edoardo Soprali al servizio. Ancora contestazioni dalla parte di GS Olimpo, convinti che l'attacco di Leonardo Squara fosse passato alla parte destra dell'antennina. Noi sinceramente non l'abbiamo visto. Voi forse potrete riguardare le immagini, magari decidere se la palla era dentro o fuori dall'antennina. Sinceramente non lo so, non voglio dire cose che non ho visto. 24-14. La palla di Soprali cade sulla rete. 24-15. Palla fuori. 25-15. Finisce il secondo set. 2-0 per Volley Veneto Benacus. Tre minuti di pausa.
Eccoci di nuovo in diretta, 2-0 per la formazione di Volley Veneto e 2-1 in questo momento nel terzo set. Ricordiamo i parziali 25-20, 25-15. Sto guardando se nella formazione ospite ci sono dei cambi rispetto al primo set. Sono rimasti in campo il Vise Calore e Marchetto Mosè, che non erano entrati nel primo set, sono entrati in corso d'opera nel secondo parziale. 3-1. Leonardo Squara è rimasto in campo al posto di Davide De Giorgio. Possibilità di attacco avversaria, Tarocco Garrò per Squara Leonardo. 3-2. Errore di Squara, che era arrivato un pallone non facilissimo datogli da Garrò. 3-2. Al servizio del giocatore numero 19 di GS Olimpo, Mosè Marchetto, entrato nel corso all'inizio del secondo set, il centrale di GS Olimpo. Buona la difesa, ancora la palla giocabile, free ball nel campo di Olimpo. Bella batti e ribatti da entrambe le parti, con un attacco potentissimo di Tarocco che chiude la pratica 4-2. Ma veramente un bellissimo scambio questo qua, buona difesa da entrambe le parti, nessuno voleva mollare. Attacco del giocatore numero 1 Florian, da posto 2, un bellissimo diagonale. Squara ha cercato di mettere il bagger, non ci è riuscito. 4-3. Quattro pari. Francesco Florian rimette la testa avanti Olimpo dopo una partenza con il freno a mano. Cinque pari, no scusate, 5-4 per la squadra ospite. Tommaso Mazzola da posto 4 mette giù una palla del 5 pari dopo un batti e ribatti da una parte e dall'altra. Capitano De Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ricezione ancora difficoltosa da parte della squadra di GS Olimpo, permette alla formazione di casa di andare sul 6-5. Vediamo se il flotto di De Agostini metterà ancora in difficoltà la difesa avversaria. Aveva cercato di mettere il bagger su questo pipe molto potente del giocatore numero 6 al Vise Calore. Oh, scusate, non so se era di Calore o di Florian, mi sembrava di Calore. 6 pari. Massola
Mazzola cerca il pallonetto, ingannando la difesa avversaria. Il muro a 2. È ritornato Garbisi in campo. Quindi è fuori l'altro centrale, il giocatore numero 11 Sebastiano Candreva. Quindi ricapitolando, Garbisi e Marchetto sono i due centrali titolari in campo. 8-6. Filippo Garrò al servizio. Vediamo se opterà come nel set precedente di battere in posto 5. Batte e ribatti da una parte all'altra, un po' di confusione. 8-7. 8-7. Tommaso Albrigo non ha chiuso il set, no, scusate, non ha chiuso il punto e ne ha approfittato subito la formazione del GS Olimpo. Al servizio Giovanni Garbisi, il centrale che era stato sostituito proprio dal numero 9 José Marchetto nel primo set, nel secondo set. Mette il punto del 7-9 da posto 4, l'opposto di Volley Veneto Benacus, martella sulla mano avversaria, più 2 per la squadra di Volley Veneto. Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Alla fuori abbondantemente il servizio di Tommaso Mazzola. 9-8. Attacco di squadra Leonardo. 9-10-8. Un bel servizio avversario del giocatore numero 7 Riccardo Damasio. Aveva messo in difficoltà la ricezione di Volley Veneto. Esce il brigo ed entra Davide Gatti. Palla fuori anche da parte di Gatti. 10-9. Al servizio del giocatore numero 6 Alvise Calore. Mazzola, Garrò, Carocco, un po' di difficoltà. Tribò nel campo di Volley Veneto. Il pallone è fuori, 10 pari. Errore da posto 4 di Sacca Tarocco. Concede alla squadra di mister Mozzato di pareggiare i conti. 10 pari. Mazzola, scusate, Garrò. Ancora fuori l'attacco di Volley Veneto, prima di Sacca Tarocco, poi di Agostini. Dicevamo la ricezione era stata di Sacca Tarocco. 12-10-11. Questa volta il pallone di Calore va a incrociare la rete, non passa il campo. Leonardo Squara al servizio, 11 pari. Dell'opposto di Olimpo Florian è efficace, 12-11.
Al servizio il centrale, il giocatore numero 6, Elvis Calore. Muro un posto di Olimpo. Volley Veneto pareggia i conti, è proprio l'autore di questo punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. 12 pari, terzo set, 25 a 20, 15 a 20, 7 precedenti. Ace di Tarocco, 13 a 12. Ammirato il giocatore numero 9, Nicolò Manni. La palla cade sulla rete, 13 pari. Cade sulla rete anche il servizio di Francesco Florian. Dopo una buona difesa della sua squadra. 15 a 13, ancora De Agostini a servizio. La palla ancora nel campo di GS Olimpo, ancora attacco da posto 4. Questa volta il pallone del giocatore numero 9, Nicolò Manni. 16 a 13. Time out chiesto dalla panchina di GS Olimpo da mister Andrea Mazzato. 30 secondi di pausa. A 13. Cristian De Agostini al servizio. La palla nel campo di... Aveva cercato un attacco al giocatore numero 4 Garbisi, non riuscendoci, è stato murato. Nel successivo tocco Garbisi aveva cercato il campo di Volley Veneto a appoggiare il pallone di là, la palla è caduta fuori, 17 a 13. Pallone fuori di De Agostini, 17 a 14. Primo nel campo di Olimpo. a 14, pallone fuori del giocatore 6 Elvis Calore. Filippo Garrò.
Fribone nel campo di Volley Veneto, Mazzola, Garrone. Legatti, viene murato al numero 4 Giovanni Garbisi, 18-15. Entra Bellinazzi al posto di Garrò su 18-15. Cambia il palleggio la formazione di Volley Veneto Benacus. Garbisi al servizio. L'attacco di Mazzola è efficace. 19-15. Da posto 4. Scusate, da posto 2. È proprio l'autore del punto che si porta fuori dal campo per il suo turno di servizio sul 19-15. Buona la ricezione. Fribone nel campo di GS Olimpo. Secondo tocco veloce del palleggiatore di Riccardo Damasio, 19-16. L'autore del punto, questo secondo tocco, vediamo, entra Albertini al posto di Mazzola. Albertini, Tarocco e Viola in difesa. Albertini. Errore del numero 1 Floriana, che attacca con troppa veemenza e va a toccare con la propria mano la rete. 20-16. Davide Gatti al servizio. 20-16. L'attacco del giocatore numero 6 al Vise Calore viene chiamato fuori con nessun tocco avversario. 21-16. Ancora Davide Gatti al servizio. Punto di Albertini, che su una palla sporca la mette nell'angolo lungo dall'altra parte senza che nessuno possa intervenire. 22-16. Sembrano un po' aver perso la grinta i giocatori di GS Olimpo. Fino a qua comunque hanno dimostrato di avere una bella voglia di fare. Attacco del giocatore numero 6 al Vise Calore efficace. 22-17. Lo schiacciatore di GS Olimpo butta il pallone, vediamo come dice l'arbitro, fuori dal campo. 23-17. Leonardo Squara per il suo turno di servizio. a 17.
errore di Squadra Leonardo, 24-18. Al servizio andrà il centrale, il giocatore numero 19, Marchetto Mosè. Terbisi, Nicolo Manni e Florian erano in prima linea, ma il giocatore numero 19, Marchetto Mosè, butta fuori la palla sulla propria rete. Finisce 25-18, il terzo set, 25-20, 25-15, 25-18. Del Volley Veneto Benacus porta a 16 vittorie e 48 punti in classifica. È ancora prima la formazione veronese e ora attendiamo i risultati di Bassano e Venezia per vedere se riusciranno a tenere il passo della capolista. 25-18. Buona serata, ci risentiamo per la prossima partita di Volley Veneto Benacus a 48 punti. Buona serata a tutti.